In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Viva Radio 2 presentano Fiorello e Marco Baldini. Buongiorno Baldini, come stai? Non si sa, inizia Via Radio 2, oggi una puntata specialissima. Intanto fammi salutare Michele Torpedine e Celso Valli, che sono quei due signori che vedete là. Sono uno un musicista eccezionale, un altro è un ex musicista che poi ora fa il produttore di cantanti come così, Pizza e Fighe, Robetta Piccola, tipo Bocelli, Gira il Mondo, grazie. Celso Valli ha diretto l'orchestra dell'ultimo programma di, non mi fa sbagliare, Morandi, no? Facevate giusto? Il bastardo di Monghidoro. Allora, so che siete stanchi perché viaggiate, io vi chiedo scusa di quel furto che ho fatto nella vostra macchina, ma ne sentirete parlare fra qualche giorno. Facevi l'autoradio? No, ma sai perché? Non lo voglio dire adesso, non lo posso dire, perché li ho trovati per caso prima, perché sono qua, li ho trovati qui in zone, mi date un passaggio, mi portate a Via Asiago. Ora, quando entri nella macchina di Torpedine e Celso Valli, musicisti, hanno contatti con chiunque, c'è Ramazzotti, questi, quegli altri, sono entrato, grazie, guarda, mi lasci in Bioslavia, gli ho detto, Bioslavia qua vicino, e ho visto che c'erano loro hanno sempre dei CD in macchina, e gliene ho preso uno. A caso? Sì. Potrebbe essere il nuovo successo allora, di sì, chiunque. no, è uno nuovo, una cosa pazzesca, uno trova uno che loro hanno scoperto e che lo mandiamo noi, glielo bruciamo. No, glielo dico e poi così dirò che l'ho scoperto io. Certo, è tutta una cosa. Quindi lui ha detto, ma venite in radio, però adesso non lo posso far sentire, me li hanno pregato e supplicato, però promettetemi che da qui che finisca Via Radio 2 io posso far sentire quel fenomeno che avevate in macchina. Posso? Come? Promettilo tu. Lo prometto? Allora lo prometto, parola di scout, parola di lupetto, San Giorgio, Italia si risponde, Italia, sì, lo so. Non è un gran premio di trotto, no, sappilo, è un'altra cosa. Sono entrato nella macchina del signor Sammontana. Stai facendo pubblicità occulta, ti hanno regalato un barattolino? Allora diciamoli tutti, Algida, perché no? E perché no Motta, che sono i preferiti dai siciliani. Motta, perché non, che ne so, parlare di Sammontana, Algida, Motta. Ditemi un'altra, te lo dico io. Quale? Algida già. Samson che fa le valigie e i gelati. Esatto. Poi ditemi almeno un'altra marca. Ditemi un'altra marca. Da Gennaro in Umbria. Da Gennaro in Umbria? Eccolo qua, è questo qua. Il gelato arriva da Gennaro in Umbria, va bene. Sì. Di cosa parliamo oggi? Di curiosità. Ad esempio, una cosa che mi ha incuriosito oggi, leggendo i settimanali che ci arrivano qui, è stata vedere una cosa meravigliosa. Sai, ci sono giornali di gossip, no? Sì. Chi? Conosci chi? C'è un articolo meraviglioso. Dici, ma perché ti fa ridere sta cosa? Perché c'è la figlia di Albano che pomiciava col figlio di Peppino Di Capri. Non ti fa ridere sta cosa? A me mi fa impazzire! Perché mi fa morire che Albano perché proprio paccavano, sul giornale ci sono le foto. Quando leggi la figlia di Albano che col figlio di Peppino Di Capri, che bellissima, che diventano parenti. Peppino, bellissimo. Tante cose ci sono da dire oggi così di curiosità, tipo Baldini, dimmene una tu. Io? So già quale mi dirai. Quella degli alieni? Che dopo quella del Fantino. Numero uno, grandioso. Franchi Dettori, che è il primo italiano che verrà fatto baronetto in Inghilterra. Che bello. Perché ha vinto il Gran Premio in Inghilterra e anche in Francia. È una notizia che ci lascia veramente. Guarda che è l'italiano forse sportivo che ha vinto più di tutti. Lo so, Frank Dettori, il famoso. Quante volte l'hai giocato? Franchi mai, per questo è sempre arrivato, capito? Attenzione, Peppino Di Capri avvisa Albano, è uscita una notizia, attenta a tuo figlio, mio figlio c'ha 2 faraglioni così. Che cazzata. Conoscendo Albano non t'arrabbiare, perché sai non si toccano le figlie, però voglio dire, è notizia, è sotto gli occhi di tutti, quindi non è, succede, non è che infatti, i ragazzi si vogliono bene. Sì. Si vedono belli. Nascerà un figlio, come lo chiamano? Albano Di Capri. Sarebbe meraviglioso. Allora oggi avremo ospiti, come si dice?
avremo ospiti. A minchiachina, esattamente, di tutti sì. i generi, proprio a livello di musica. Avremo i Velvet di velluto. Sono italiani, perché magari sai, a noi ci ascolta anche qualcuno non proprio più giovanissimo, quindi The Velvet hanno avuto grandissimo successo a Sanremo, hanno fatto canzoni molto belle, divertenti, hanno fatto cover, hanno fatto canzoni inedite. Quella inedita che tu ti ricordi dei Velvet qual è, ad esempio? Beh, Una settimana un giorno. Non era inedita, sei ignorante. Scusami, pensavo boy band. Beh, come faceva? Vai Baldini! Bello, se avessero fatto questa cacata che hai cantato tu, non avrebbero avuto sicuramente il successo. Però facevo il cantante, che le fa, e fa così, guarda come fa. Te lo dico io. Certo. Te lo dico io. Ecco, soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Alla Tozzi, sono in una boy band, quella, poi ce la faranno dal vivo. Bene. Ok? Un saluto ai nostri autori che non salutiamo mai, non li salutiamo mai perché sono poveri ragazzi che stanno qua con noi, che si occupano di leggere i giornali, leggono i giornali. Esatto. Li pagano per leggere i giornali. Perché tutte le notizie che arrivano poi. Bene. Poi, vabbè, parliamo subito della notizia e poi vediamo che cosa succede. Sta cosa degli UFO. Sì, questa cosa degli UFO. Dove l'hai è un letta? avvistamento sulla stampa, c'è una notizia che in questo paese, che è in Norvegia, una vallata, devo trovarlo, ti dico anche come si chiama fra un istante, ecco, si chiama Hessadlen. Senti, una cosa devi leggere. Norvegese, non è facile. Va, che sta facendo? Tutta la popolazione. Io gli strappo il permesso di soggiorno, vi giuro. Sasà, il tuo permesso. Ecco, basta, non è possibile ogni volta. Allora, dicevi... Questa piccola vallata norvegese dove tutti gli abitanti hanno visto questi globi luminosi in cielo. I ricercatori erano scettici. Ah, sì? Poi dopo si sono avvistati in altri 40 posti. E quindi... E dunque... Bene, allora io ti dico una cosa che tu non sai. Cosa? Tu non sai. Bene. Io adesso dovrò assentarmi. Perché vai dalla... Vado alla Palombelli, perché la Palombelli si è ammanicata con gli alieni, certo, tramite suo marito. Politici alieni. Tramite il marito, sai chi è il marito della Palombelli? Sì. L'ex sindaco di Roma, Ciccio. Io tenterò di intervistare un alieno che è lì dalla Palombelli. Addirittura questo scoop per Viva Radio 2. Allora, se mi fai una cortesia, intratteniamo con la Lecciso un attimo questo brano che sta avendo grandissimo successo. Tucaculos, è una cosa meravigliosa. Volume! Tucaculos! Cersovalli, questa è musica, senti! C'è il Tucaculos. Salto dalla Palombelli a vedere se riesce a intervistare l'alieno per noi. Qua dietro dunque dovrebbe forse già Marco, essere... mi senti? Ci sei, sì. Ciao, sono già qui nella zona Palombelli. Bene, c'è l'alieno? Sì, è qui, non è molto bello da vedere. Ce lo descrivi un po'? Guarda, è una cosa orripilante, veramente. È una specie di palla di pelo con le gambe, ma soprattutto emana un odore fortissimo. Un puzza, diciamo. Fetido, e ha della granella bianca sopra, non so cosa sia, a prima vista sembrerebbe forfora. Forfora, sì. un alieno con la forfora. Sulla testa uno scafandro. Sì. Con questa specie di forfora, lo scafandro, e sulla testa veramente sembra la palla di vetro con il Duomo di Milano dentro. Ho capito. Sì. Senti, chiedigli se lo scafandro gli serve magari per respirare. Sì, glielo chiedo, è difficile. Sentiamo. O scafandro, ti serve per respirare? Questo No, è dice che è per bellezza. ho capito. È il nuovo look alieno di quest'anno. Sì. Adesso gli chiedo da dove viene. Sentiamo, Aspetta. Danno cazzo vieni te. Questo è dialetto Un alieno. attimo, Sì. Dice che viene dal pianeta Gomitolo. Certo, è peloso. Sì, com'è la storia della divinità? Che? Dice che loro, sto posto qua, il pianeta Gomitolo, rendono omaggio a una divinità, si chiama Dalai Lama. Dalai Lama, ho capito, senti. Beh, non sembra una civiltà molto progredita, quella che rende omaggio a una divinità, insomma. Dice che non siete troppo progrediti che rendete omaggio a una divinità, diglielo. Continua.
Sento dei gesti. Dice, sarete furbi voi, ha detto, sarete furbi voi, noi come umani, che ancora siete divisi in uomini e donne. Pensate, Sì? Perché loro invece come sono divisi? Come siete divisi voi? Dice che sono ermafroditi loro. Ce l'ha un po' la faccia da ermafrodita. Sì, hanno tutti e due i sessi, Sì. però il sesso maschile è dietro il ginocchio. È qua. Ho capito, non è facile. Mentre quello femminile Sì? Dov'è? ce l'hanno sotto l'ascella, per cui è talmente difficile che l'accoppiamento lo fanno una volta l'anno. Certo, è un casino. Senti, chiedigli un po' di cosa si cibano, sentiamo. Un attimo, sì. ascolta, come ti chiami? Hai un nome? Hai un nome? Si chiama Tuk Tuk. Beh, perfetto. Di che cosa vi cibate? Che magnate? Che magnate? Dice di cose rotonde e rosse con le quali ci fanno anche una salsa molto buona, che si può anche conservare. Ride come gli umani. Sì, infatti, si sente, parla così ma ride come gli umani. Dice che si può anche conservare in barattoli. Vabbè, sono pomodori, scusa? Pomodori? Sei capito? E tu sì. Sì, dice di produce una grande ditta che si chiama San Marziano. Ho capito. Vedi che le battute più sceme alle volte, Ma roba da matti, veramente. Senti. Sono senza parole. Dimmi, che gli devo chiedere? Però sta alieno che è qua c'ha uno scoop eccezionale, ci rivelerà qualcosa che non sappiamo. Noi non sappiamo. Un messaggio alla popolazione umana. Che c'hai? Un messaggio alla popolazione umana che noi non sappiamo? Qualche cosa, vai. Non devi fare, non fare gesti. Parla, alieno, parla. Sì, ok. Che ha detto? Che lui è capace. Sì. Ora te lo spiego, è una cosa che non sappiamo, vabbè. Te la traduco letteralmente. Sì, che ha detto? Allora dice, tira più un pelo. Benissimo, grazie. Grazie all'alieno e a Fiorello che l'ha intervistato. Lo stava dicendo in alieno. Sì. Allora, qui elargiscono gelati per tutti, io non so, da Gubbio, da dove arrivano? Da? Bevagna. Vede, il mangia e bevi è nata Bevagna, perché magna e bevi. Magna e Bevagna. Senti, allora, no, non abbiamo fatto fare lo stacchetto. All'alieno. Allora, maestro Valli, dottor Torpedine, adesso vi faccio sentire dal vivo cosa fanno questi ragazzi. Prego, non so cosa hanno preparato. Sono partiti. 1, 2, 3. Arthur and Fire, The Market of Jupiter. Maestro Valli, microfono maestro Valli. Giudizio, un giudizio ci vuole. Ottimo, eh? Grazie. E sono tre fiati, Cioè, sembrano di più, vero? Certo. Sembrano di più, avete sentito che ha detto? Ho detto io, però lui ha detto no, perché a me mi dà questa impressione, sembrano di più di tre. Poi a guardarli non è che sono neanche, guarda che roba. Beh, uno fa per due, Sì, un Michael Rosen, abbiamo il newyorkese che quando fa il jazz. Guarda, quando fa il jazz. Michael, ci fai un po' di jazz? Una balla. Una balla. Che ha detto? Non lo capisco. Io capisco. Siamo. Bevi qualcosa? Sì, un whisky. E quelle due bionde arrivano stasera? Sì, non si sa. Ehi, una, qualcosa sotto l'ascella. Lo so, che sia una marziana. Dietro il gomito. Grazie. Allora scusate, dobbiamo mettere un po' di musica e poi cominciamo a snocciolare gli ospiti. Mi ha mandato un messaggio Luca Sardella, Baldini, per me e per te. Ha detto: se mi passate il disco vi regalo un culatello. Subito. Signori, Luca Sardella, noi per un culatello questa
Tutto. Signori, Luca Sardella in anteprima qui a Viva Radio 2, il disco ce l'abbiamo solo noi, ma non perché gli altri non lo vogliono. Si è anche inchiodato, però. Si è inchiodato il computer. Luca Sardella si inchioda sempre. È cresciuta una felice del disco, sai, si ramificano. I dischi di Sardella sono belli perché hanno i semini dentro. Ecco, pronti, ci siamo, signori, grande canzone di Luca Sardella. Solo noi lo mettiamo, Luca Sardella. Io non capisco perché le altre radio non lo passano. Non lo so. Sentite. Luca, mandaci il culatello però. Due culatelli, No, però piace Io non lo so come rubare il tuo cuore. come darti il mio amore. Sì, questo lo so. Posso dire che questa canzone sarebbe stata bella anche cantata da Celentano, pensala. L'anima che gioca dentro mi fa tanto male. Tu sei È vero, l'anima che gioca dentro come vuole. Facciamo il duetto, Sardella Celentano. Tu sei per me la donna che vorrei. Io sai quando c'è questa canzone, sai cosa sento? Vedo uno yacht che corre, che taglia l'aria. Sei per me l'azzurro nei giorni neri. Con questa canzone la figlia d'Albano e di Capri Anche se con te io annegherei. È quello che io sento dentro me. c'ha il clacson, lo guarda. Facciamo le ore marine. Telefono dello c'è traffico nell'oceano. Sentite che pezzo, ragazzi. No, l'abbiamo campionato, abbiamo fatto il remix. L'anima che gioca dentro. Paravano un film. Va in coro. Tu sei l'angelo azzurro che arriva col piano scompare. Tu sei per me la donna che vorrei e in tutti i sogni miei è con te che io prendo il volo. Tu sei per me l'azzurro nei giorni neri, la follia nei miei pensieri, anche se con te io annegherei, è quello che io sento dentro me. Eccolo qua, Luca Sardella, adesso parte il mandolino. Grazie Luca, grazie del culatello. Luca. Quindi amici cantanti, se volete che i dischi passino qui abbiamo Radio 2, pagateci in natura. Esatto, Ok. voi ci date il culatello e noi vi facciamo. È la verità, no? A proposito di culatello, c'è una notizia che ci ha sconvolto oggi. Qual tutti è? quanti si parla di cacà. Sempre argomentini. Sì, questo bravissimo calciatore del Milan che pensate ha dichiarato di essere arrivato vergine al matrimonio. Ma ed è il pensate. segreto per cui lui poi è diventato Campione. così bravo e a fare tanti gol. Dice mi sfogavo con il calcio, ecco perché la mettevo sempre dentro. Non vorremmo essere scurrili e No, volgari, ma- ma sono frasi che hanno detto loro e noi le riportiamo. Certo, Non è... papali. Sì, allora nuova tegola per il governo. Ai. Dopo il caso Visco, la Pollastrini sospettata di aviaria. Attenzione. Attenzione. Allora, dobbiamo dare la linea adesso. Nel frattempo mi dicono che stanno per arrivare Velvet? The Velvet, ma è già arrivato con noi un ospite a sorpresa che non pensavamo. Signori, sei pronto con lo stacco? Sei pronto? Sì. Direttamente dal TG5 Alberto Bilà. Buongiorno Bilà. Buongiorno. Provi a parlare. Eccoci a B, C, D, E, F, G. Signore, Si io sente? non l'avevo mai visto dal Si vivo, sente? l'ho visto adesso per la prima volta. Pensavi È che incredibile. finisse alla cintola. Sì, tu, io pensavo che fosse come il Minotauro, sai che c'è, chissà che corpo ci avrà sotto Bilà. E invece è tutto intero, è un po' più Eccomi qua. bassino di come me l'aspettavo, sono Tu sei sincero. un po' più altino di come Lo so, io sono un falso basso. Sì, a proposito, tu mi pensavi più Pensavo più belva, più alto. più alto? Più E belva. per questo mi avete dato con questo No, sgabello che sono però già sei in a forma, 6 metri da... sei magro. Posso chiederti quanti anni hai? Questo così? 43. 43. Ancora non dimostri, fatti, ne dimostri ma di più, a però luglio. stai veramente. L'abbiamo massacrato Sì, Alberto i primi Bilà. 30 secondi I primi 30 secondi segnati. subito Arrivederci. seccati. No, Grazie no. per l'invito. Che cosa? Senti, fammi una cortesia. Facciamo. Noi sai che abbiamo delle agenzie Che arrivano, Abbiamo sì. agenzie che arrivano. Conosco l'argomento. Tu c'hai il modo così, no, da TG5. Se te ne diamo alcuna così, tu le leggi. Devo leggere? Sì, aspetta, fammene scegliere una. perché Sì, delle una volte- carina tua. No, perché delle volte Ce ne sono alcune da denuncia delle alcune, volte, capito? ecco.
ad esempio, c'è questa che è terribile, però c'è qui, è scritto, guarda, non è una cosa nostra, vedi? Facciamo vedere Perché ridi, Baldini? Allora, leggete qua, qualcuno legga Repubblica, scusate, c'è scritto qua, c'è scritto c'è Visco nei dossier di pompa, c'è scritto qua. Che devo fare io? Allora, prego, allora, ecco. Aspetta, metta la sigla, no? Vai. C'è Visco nei dossier di pompa, meno male, credevo di esserci io, dichiara il portavoce del governo siriano. Io darei un braccio per sentirlo sul canale 5. Sta benissimo detta da lui. Sì. Vai. L'India lancia sul mercato un'auto che va ad aria compressa. Pecoraro Scanio, ministro dell'ambiente, dichiara che il governo italiano è molto interessato e annuncia che da domani l'aria aumenterà di 50 centesimi al litro. Va bene, È uguale. Io le leggo come i titoli del TG5, sono uguali tra l'altro, è preciso. Come uguali? Stessa cosa, sì, più o meno. Stati Uniti, niente più multe alle televisioni che mandano in onda le parolacce di Bush. Il presidente commenta: era ora, porca La dovevi dire, la dovevi dire. C'hanno un limite proprio interno. E c'hanno non riescano. freno inserito. Ce l'hai un'altra, Dopo tanti anni passati ad allenare in Inghilterra e pochi mesi al Parma, Ranieri è il nuovo allenatore della Juventus. Tornato sui prati dei campi italiani, Ranieri dichiara: è l'erba di casa mia. Ranieri dichiara. Grazie Bilà, conserviamolo per dopo, non ne sbaglia una perché io ne avrei già complimenti Bilà, 16, complimenti Bilà. Allora, dobbiamo mandare credo qualcosa di importante, forse la pubblicità? No. Ah no, ci dobbiamo collegare col Presidente della Repubblica, Sì, sappiate. Perché soprattutto a Roma in questo momento, amici che non abitate a Roma, amici che ci sentite da tutta Italia, sappiate che uscire di casa per Roma ti trovi un elicottero che ti controlla. Tutto. Aerei a ogni angolo che sorvolano Roma, perché arriverà Bush, il cosiddetto cespuglio, tradotto in Giorgio italiano. Cespuglio, si chiama così, Giorgio Cespuglio. Cosa fa uno nei cespugli? Allora, cogliere margheritine. Adesso ovviamente noi ci collegheremo con il Quirinale per sentire un po' come sono i preparativi, come butta, esatto. Allora sentiamo se mica detto che però queste organizzazioni coinvolghino anche il Quirinale. Centralino Quirinale, the book is on the table, passo. Abbiamo un centralinista poliglotta, Poliglotta ci sarai te and your sister. Che pareva, ecco. Dicevo che lei parla inglese, insomma, non è poliglotta, non è una parolaccia. Anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Believe you. Believe you? Te credo. Ho capito. George è un amico, è un friend. George, guarda, lo conosco da quando era ragazzo, un boy. Mi ricordo, Boy George si chiamava. Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Dai, che vuoi? Senta, potrebbe passarci il presidente? Ok, stay dietetic. Stay dietetic? Resta in linea, cretino, stay dietetic. Stay dietetic, resta in linea. Lo conosci inglese o non lo conosci? Stay dietetic. Vai, questo è inglese di Trastevere. Allora, un attimo ti passo George Naples. Un attimo, Giorgio Napolitano. George, I want you. Sì. Quelli da radio. Ecco. Inglese proprio perfetto, no? Si sente, di Oxford. My dear paesano. Cari. E my dear paesano. Buongiorno Presidente, anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Certamente. Io oggi già incontrato Bush padre, mo incontro Bush figlio, mi manca Bush Spirito Santo e oggi ho completato la collezione. Senta, ma è vero che Bush vuole andare a visitare Trastevere? Esatto, purtroppo, che già fa? Vuole andare alla parolaccia o ristorante, lo sai, no? Perché dice che quando qualcuno lo manda a quel paese ogni 5 minuti si sente un po' come a casa. Ecco, per questo. Insomma, fervono i preparativi per venerdì, insomma, ci sono molti agenti, forze speciali. Sì, continuano a fare le prove sulle vie in centro, ogni giorno si blocca il traffico. E questo è un problema, diciamo. No, ma quando mai, Baldi? A me quando si blocca il traffico mi sembra di stare a Napoli e mi commuovo. Certo. Te
Penso alla tangenziale bloccata a Secondigliano, pensano belli ingorgo in coppa lungomare e mi viene i chiogni. Senta Presidente, Sì. su questa ondata di ricordi, vuol lasciarci con un messaggio alla nazione? Tengo un discorso fresco asciutto dallo scongelitore del Quirinale. Ah, Un discorso sì. di fratellanza italo-americana. Sì. Comincio. Vada. Cara paesana e care paesani. Sì. Tu abballo un rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camelle chi te li dà? A borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, Presidente? Dai. Azzo Baldini, voi conoscete già il mio discorso? Ci vorrà molto, ci vorrà. Vabbè, allora già capite, vado a ripassare l'inglese, bastano 3 parole come la canzone. Sole, cuore, amore? No. Dollas, Petro e Putandur. Ah, perfetto. Ci vedremo, viva l'Italia, forza Napoli e abbassi i playoff. Ah, Arrivederci. certo, il Napoli deve fare il playoff. Vai. Arrivederci, Presidente, grazie. Allora, Bilà, tieniti pronto, Io qui perché sono. tu ci leggi Arriva proprio un'altra tutte le ondata. notizie. Ah, eccola qua. Però le devi leggere tutte, Bilà, pure se c'è qualche parolina un po' così, se no il gusto dov'è? Tanto non ti preoccupare, non lo mandiamo. Chi è il direttore del TG5 che non si capisce ancora? Come dicevi? È Carlo Rossella. Ma dai. È Carlo Rossella. Dai, Una persona elegante, molto alta. Alberto, dici chi sta per arrivare, che lo sanno tutti, lo sanno anche i polli. Ho letto distrattamente i giornali ultimamente, si parla di una Si parla- così, di una Lo successione, di sanno un cambio. tutti, lo sanno tutti. Mi? Mia madre. No. Mi zio? No, Mimu. Mimun. Mimun. Mimun, che in Sì, latino pare. che vuol dire, lo sai che vuol dire Mimun No, in che vuol latino? dire Mimun? Giornalista. Allora, Mimun, È che nato sarà, così. sai, si dice. Abbiamo una notizia, Bilal. Girano voci di questo genere, verificheremo. Saresti contento? Ma, sai, come disse Rossella un giorno, i treni, cioè, no, pensavo domani è un altro le redazioni, giorno, no, quello pure dice. Come Le disse redazioni, una cosa di gran classe, le redazioni sono come i treni, la gente va, viene, quindi, insomma, noi voglio dire, siamo abituati ai cambiamenti, quindi se verrà lo accoglieremo con un benvenuto. Sì. Benvenuto. E quello che va via, che gli dite? Arrivederci. Potresti lavorare sugli aerei, sai? Infatti Benvenuta, noi ci presentiamo anche col caffè, con Incredibile. le brioche, Ah, eccetera. vedi se c'è Qui questa c'è una notizia- notizia sul Senato, vedo. Sì, ma questa sentiamo. è tutta lunga. Senato, Berlusconi prova la spallata a Prodi. Prodi dichiara: sono preoccupato perché la spalla di Prodi mi arriva giusto all'altezza delle palle. Questa gliela mandiamo al TG5. Pensa stasera, detta dei titoli veri, quelli del TG5. Allora, dimmi. Radio Caro. Promozione. Radio Promozione e poi attenzione perché arriverà con noi, attenzione, arriverà con noi, e sto dicendo arriverà con noi colui che ha vinto il Giro d'Italia. Non sto- Stica. ecco, mica il Giro, capito? Mica, esatto. Italia, sai quanto è lunga l'Italia? Eh. Bene, se l'è fatta tutta in bicicletta. Pensa te. E ha vinto, e addirittura ci ha portato la maglia rosa È vero. a me e a te. E sembriamo due mortadelle con Sì. la maglia rosa, no? No, Perché siamo... perché la misura dei ciclisti non è rispetto proprio la a nostra, nostra è esatto. veramente so, proprio, perché loro sono nerboruti, come si dice, non hanno fili di Grasso, di grasso. niente, Ora proprio. sta arrivando qua in bicicletta, Sì. perché ovviamente era un attimo l'abbiamo chiamato, mezz'ora fa è partito da Bolzano, quindi sta arrivando. Per arrivare, sta per arrivare qui, lo presenteremo con tutti i crismi, perché è uno che vince il Giro d'Italia, certo. insomma, ok? Quindi dopo tra poco, Radio Promozione, vai. esatto. Bravo Baldini, sei bravissimo a Vorrei fare sapere Radio però Promozione. perché nelle radio promozioni mi viene la voce da Paperino, mi mandano perché, più non veloce, so, mi mandano. vogliamo, non so. dov'è Sasà? Dove sei? Sasà, pronto a dare il microfono, Sappi, sta per sappi. arrivare. Signori, è con noi il vincitore del Giro d'Italia, Danilo Di Luca! Fatti vedere dal pubblico, eccolo qua! L'applauso del pubblico! Caro Danilo, hai alzato quella coppa meravigliosa! Sì, infatti. Domanda, Eccezionale. è stata dura?
È stata molto dura. Quanti chilometri hai fatto? 3 chilometri, sì. La prossima la faccio 3 chilometri lo faccio pure io. 3.600 chilometri, Quanto? 21 giorni, 3.600 chilometri. Allora, io 21 3.600 chilometri, credimi. Nella vita forse. Non li ho mai fatti. 3.600 chilometri, quindi sarebbe, ditemi una distanza, che c'è a 3.600 chilometri? La Luna, che Avanti c'è? e indietro Milano-Palermo 3 volte. 3 volte, incredibile. Ha delle velocità anche molto, molto alte, no? Devo dire. Ma una media complessiva di 36-37 km orari. 37 all'ora, un motorino quasi. Sì, incredibile, 37. Allora, e nelle discese invece? 100 all'ora. Ma voi ce l'avete presente quanto sono piccole le ruote della bicicletta, quanto sono sottili le ruote della bicicletta? Senti, una domanda. Ma un moscerino? Perché noi moscerini. Abbiamo gli occhiali. Danilo, una cosa che io mi sono sempre chiesto, io quando vado in moto, dopo un po', senti un formicolio sotto, no? Ai gioielli di famiglia, diciamo. Ma proprio addirittura delle volte dico, è sparito. Non c'è più, è vero. Avete delle selle speciali? O... No, a parte la sella siamo comunque imbottiti. Dove? È sotto. Ecco perché tutti quelli che vincono hanno sti bozzi enormi. Lui pensava, Siete imbottiti! che tutti i ciclisti fossero super dotati, Che c'è, ragazzi? Dov'è che si compra sta cosa qua? Fai la tua figura. Ma uno che entra, Danilo, che deve dire scusi, mi dà un'imbottitura? Un parapalle. No, I pantaloncini. I pantaloncini. ci sono i pantaloncini proprio da ciclista, hanno questa Poi ci vuole andare anche al mare. l'abitudine, però, altrimenti. Senti, quando hai cominciato a fare ciclismo? Avevo 8 anni. Adesso ne ho 31, quindi. 8 anni. Ho letto da qualche parte, aspetta, sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Dilla, dai. Tuo nonno. Sì. Ah, allora Era ho letto bene. Tuo nonno ti ha regalato la bicicletta, quella vera, come Quella vera, la mia prima bici nuova, diciamo. nuova. Che cos'era, ti ricordi la marca? Era un Alan. Un Alan, Alan, sì, Alan. Ford. Le fanno a Sorrento. Alan È più forte di noi. Sì, siamo idioti di È natura. più forte di noi. Cioè, dire la cazzata è proprio ti viene che uno dice non la voglio dire. No, è vero. Non l'hai pure. Niente, non c'è niente. La. Quanti rapporti, sai che da ragazzini mi ricordo quando passava uno che aveva la bicicletta con i rapporti, Sì. cioè diventavi matto, diceva le marce, no? Si chiama. Le marce. Ma quanti rapporti ci avete oggi? Adesso ne abbiamo 20 in poche parole, perché sono. Quando ci sbatti i maroni sono i rapporti intimi, capito? Ma si può! Io ogni tanto provo a fare una cosa seria, ma come dire? Di là, vuoi commentare pure tu? Tu chiedi quanti rapporti? Sei appena venuto da quel problemino lì dell'imbottitura. Vai di là. Dal problemino dell'imbottitura, uno fa un Esatto. collegamento così. Però a me mi è venuto, cioè io mi riferisco ai rapporti Certo, della bicicletta. della bicicletta, sì. Tu sai che il rapporto grande È quello per la pianura. è quello per la pianura. E Rapporto- quello piccolo è per la salita. Questo per quanto riguarda i rapporti davanti, poi ci sono anche i rapporti dietro. Attenzione! Si apre il mondo allora. No? E allora dillo che lo fai apposta, dimmelo. No. Se ci pensi bene la bicicletta è piena Perché di lui stesso mentre lo diceva ha detto che sto dicendo. Guarda che è pieno la bicicletta di questa. Sì, è pieno di allusioni. Invece- tipo, scusa, Con un cosa attimo. la gonfi? Vabbè. Invece i rapporti dietro funzionano al contrario. Sì. Cioè quelli piccoli sono per la pianura e quelli, grandi sono per la sono salita. per la salita. No, ma parliamo di cose, di cose serie. Questo è un trofeo importante che il Giro d'Italia, da che ciclismo e ciclismo rappresenta una delle gare più importanti. Sì, no? più vincente. Uno che vince è un punto d'arrivo per un ciclismo. Sì, per il sicuramente. ciclista. Soprattutto per un ciclista italiano. Poi. E gli altri come lo vedono nel Giro, gli stranieri? Sicuramente gli stranieri vedono meglio il Tour de France, però vabbè, sicuramente perché- il Giro d'Italia è molto più bello, senza Tour de ombra di France, dubbio. Quanti chilometri è il Tour de France? Uguale. 3-6. Ah, sono sempre 3-6? Più o meno sono quelli i Poi chilometri. vai Sono lì sempre 21 agli giorni. Champs-Élysées che vi fanno fare quella rotonda come i Sì, griceti che devono girare, se c'è la rotonda in mezzo, no? Quella quando arrivano lì che fanno così, si salutano, ciao, ci vediamo dopo, ok, e poi si rivedono e partono. Senti, è inevitabile, ho letto delle tue dichiarazioni quando
sul doping, no? È inevitabile, una domanda sul doping va fatta, no? Perché il ciclismo, che è uno sport bellissimo, così è stato macchiato tante volte da quello che è la piaga, chiamiamolo pure una piaga, quella del doping. Tu ti sei espresso in merito a questo, diciamo, a questo problema, no? Perché è un problema, no? Ti sei espresso. È un problema che comunque adesso si sta risolvendo, perché rispetto a 10 anni fa le cose sono cambiate, ma veramente di tanto. Tu che hai vinto, dimmi la verità, tu che hai vinto, la verità. Ci pensi un po' a dire, cioè, ci pensi al fatto che io non vorrei che nessuno mai pensasse che io ho vinto, perché magari pensano che per colpa degli altri che si sono dopati, ora magari pensano che pure io magari potrei. Ci pensi a questa cosa? O avrei potuto? Se ne parla, quindi un po' uno ci pensa, però assolutamente non mi crea un problema, perché poi quest'anno questo Giro d'Italia è stata la dimostrazione che ciò non è, perché i controlli sono aumentati, vero? I controlli, noi siamo lo sport più controllato al mondo, quindi, e questo è da anni. E poi quest'anno il Giro d'Italia ha dimostrato con i distacchi minimi, cioè prima si vinceva per molti minuti, adesso i giri si vincono per secondi, quindi la differenza si vede. È viva, no? È viva, perché se veramente finalmente il ciclismo merita l'onestà che ha sempre avuto, no? Che ha sempre avuto, perché è uno degli sport dove si fa più fatica in assoluto. Poi vedere noi che siamo a dieta perennemente, voi seguite una dieta particolare? Quando corriamo sì, anche tipo, dopo però, tipo pasta in bianco. Pasta in bianco. Ma l'uovo, io mi ricordo, l'uovo fa bene. Cioè, una volta i ciclisti avevano la maglietta, no? E c'era il portauovo dietro, tu la ricordi questa cosa? Non lo sapevi? Ce l'abbiamo ancora. Avete l'ovetto dietro? La maglia rossa ci sono le tasche, ma non l'ovetto, però. Che ci mettiamo i panini. I panini, e mangiate mentre andiamo. C'è qualcuno che ha il telefonino mentre corre? No. La verità, dimmi la verità. No. Ti prego. Non c'è tempo. La PlayStation? La PlayStation. Qualcuno l'iPod. Qualcuno l'iPod, ma già in gara non si può usare. No, non è nel regolamento. No, perché sai, l'iPod arriva un tir, come fai? Non te ne accorgi. No. Senti, noi invece ti vogliamo fare i complimenti veramente per questa bella vittoria al Giro d'Italia. Noi ti auguriamo di qual è la prossima gara che farai? Tour de France? No, non ci vai. No, Tour no. Ricomincerò al Giro di Germania per preparare i campionati del mondo. Campionati del mondo è la cosa più importante che c'è. Faranno quando? Il 30 di settembre. Dove? A Stoccarda. A Stoccarda. No, certo. Mi sono fermato. Per un mi sono fermato. Io un centesimo. Noi ti facciamo gli in bocca al lupo, che tu possa, guarda, se ti portiamo bene devi toccati tornare. il para. No, allora che tu possa vincere i campionati, è possibile? Si può fare? Si può fare. Chi è quello che ti dà più? Ma ce ne sono tanti. Adesso poi in Italia c'è il campione del mondo che è Bettini, quindi. Bettini è in carica, il campione del mondo in carica. Ma di quelli che correrà Bettini? Come no, sì. Correrà? Sì. Correremo insieme. Diciamo, saremo i due capitani della nazionale italiana. Siete allora, due capitani, quindi insomma, no, ma chi sono i più pericolosi? Degli stranieri. Insomma, noi a chi dobbiamo portare sfiga? Questo vogliamo sapere. Quali sono quelli spagnoli? Freire, Valverde, tedesco, finita, quello che ha le scarpe, Valverde, roba, niente, è finita, guarda, avranno un infortunio da poco. Di tedeschi abbiamo Zabel e Schumacher. Schumacher fa forte, ma dai. Sì. Schumacher parente? Non sono parente. Che poi Schumacher sembra nuovo, sai che vuol dire calzolaio? Esatto, appunto. Che venisse un durone e un callo, così un po'. Esatto. E allora, il nostro grande campione del Giro d'Italia, Danilo Di Luca. Rimani con noi, Danilo, Rimani con noi perché allora intanto mi dicono che stanno per arrivare The Velvet. Stanno per arrivare i Velvet. Allora però prima, signori, da tanto tempo ci colleghiamo qua vicino. Allora io chiedo, vedo che qui in sala oggi ci sono 2, 3 o 4 signore in dolce attesa. Chi è stato? Non so se vi siete dati appuntamento. Mi chiedi un attimo, signora, quanti mesi? 7. Signora, lei invece? 5. Lei, signora? 8, 5. Chi offre di più? 7 e 8. Sapete già i sessi? Vediamo. Sa già il nome? Maschio, Alessandro. Ginevra e? Maschio e Francesco. Oh, beh, carino, è bella questa cosa qua. Noi abbiamo 3 nascituri che già le mamme vuol dire, tu sai, una volta sei andata a salutiamoli, che loro i bimbi sentono tutti. Ciao! Piccoli!
Non prendete da noi! No! Non prendete da noi! Allora, signori, è da tanto tempo che non entriamo in aula di tribunale. Sì, qui vicino c'è un tribunale penale dove c'è l'avvocato Messina che tiene le sue arringhe. Signori, si discutono cause terribili dove si parla anche di morti. Casi proprio di cronaca. Di cronaca, morti veri, qui non si scherza, quindi chi si impressiona cambiasse canale. Oppure, ecco, toglietevi quel risolino. Allora, adesso ecco, c'è il giudice, l'avvocato Messina. Sì. Prego, sentiamo il giudice. Sentiamo se c'è l'avvocato. Signor giudice, signori della corte e signor Bilà, C'è pure lui. oggi in quest'aula sta suonando un requiem per la giustizia che sta morendo sotto i colpi dell'iniquità. Vabbè. Avvocato Messina, il suo assistito è accusato di aver percorso contromano una rampa dell'autostrada provocando un incidente in cui ci sono stati 4 morti. Ecco dove sta l'iniquità. Ecco dove sta l'iniquità. Virgola. In quest'aula si stanno usando 2 misure, la misura dei morti e quella dei vivi. E cioè? Si spieghi meglio, avvocato. Allora, signor giudice, adesso io le spiego, però lei non mi incalzi con le domande, se no mi mette fretta e ne esco spiegato male. Ecco, l'italiano è proprio L'iniquità, dicevo, che scagiona chi è morto come se fosse una vittima, quasi quasi, e pone sotto accusa chi è vivo solo perché è vivo. E che deve fare, scusa? Chi dice che chi muore non ha colpe, chi è che lo dice? Che chi muore non ha colpe, allora perché esisterebbero paradiso e inferno? Sì, Caronte. Senta, lei non faccia commenti perché lei... Per favore. Dicevo, se non per giudicare le colpe dei morti ci vogliamo sostituire noi per caso al nostro Signore, e chi siamo noi per sostituirci al nostro Signore? E chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? E chi siamo noi per dire chi è il più brutto dei 2 figli d'India? Chi siamo noi per dire chi siamo noi per dire no? Per favore, silenzio per favore. Chi siamo noi per dire no al colesterolo? Chi siamo noi? Avvocato, l'accusato andava contromano in autostrada. Ma mi scusi, e che vogliamo accusare? Un uomo solo perché usciva dagli schemi? Perché è un alternativo e non seguiva gli usi e costumi del luogo? Un eccentrico, è un eccentrico. E allora, guardatelo qua, non è eccentrico? Allora, a questa stregua, allora condanniamo anche Muchini e Gervaso, veramente, che sembra che li vesta Jonathan del Grande Fratello. Silenzio per favore in aula. Signori, se Cristoforo Colombo non fosse andato controcorrente, non avremmo mai scoperto l'America, non saremmo quindi mai andati sulla Luna, e dei poveri bambini africani non sarebbero mai stati adottati da Angelina Jolie e Brad Pitt. Silenzio. E quindi, signor giudici, signor Bilà, stavo dicendo signor Bilà e signor Becquà, però non lo volevo dire perché... Se noi oggi condanniamo quest'uomo, che dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Di questi che ti coprono gli occhi prendendoti alle spalle e ti dicono indovina chi sono? Quelli sarebbero da condannare. E che dire di questi che fanno cadere lo champagne e poi ti inzuppano il collo perché dici che porta bene? Questa è gente da condannare, No, da ammazzare. La pena di morte, andiamogli. Voi ve la ricordate la canzone di Lucio Battisti che diceva guardare come un pezzo a fare spendere la notte per vedere su quando è fece morire e poi vedere ancora sulla brighiera ne scerba e vede ancora e poi quando sotto tutto viene ancora avvocato, per favore, continuiamo, ce la ricordiamo, avvocato. Mi piaceva, la volevo cantare. Allora, ecco, il mio cliente si è tolto questa soddisfazione di cercare di capire, e ha capito, non è difficile.
Ora, come dice la saggezza popolare, chi muore giace e chi vive si dà pace. Per cui vorrei chiudere questo mio intervento dicendo: la ringa è finita, andate in pace, quando tornate a casa date una grazia ai vostri bambini, eccetera eccetera, e dite che c'è. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Come l'ergastolo? Zitto! Ma zitto di che? Ehi! Ma ha dato l'ergastolo! Ehi, Marziano, zitto! Alieno. Stai zitto, che ti poteva andare anche peggio. Vabbè. Non si sono accorti che andavi contromano, ma eri pure in bicicletta. Eccolo qua. Allora, signor, nel frattempo volevo dire una cosa a Danilo Di Luca, vincitore del Giro d'Italia. Volevo dire una sola cosa: preparati perché qualcosa oggi devi cantare. Non so cosa. Hai mai cantato in vita tua? No. Bene. Benissimo. Cremonesi, tu pensa uno che vince il Giro d'Italia cosa può cantare? Com'è bello andare sulla bicicletta. No, originale Baldini. Baldini veramente Paolo Cosa Banale. gli devi far cantare? Non so, ora ci pensiamo. Tu pensa a qualcosa che canti mentre pedali, capito? Mentre ci sarebbe quella di Paolo Conte, era bella. Se dobbiamo proprio è dire facile, sul ciclismo, Bartali. quando strada faccio Bartali, sono italiano, eccetera. Chi preferivi tra Coppi e Bartali? Coppi. Perché? Why? Ma Coppi e Coppi. Coppi e Bartali Coppi, poi vabbè, comunque ancora non ero nato, sono solo ricordi. Quelli che andavano con i copertoni invece... a tracolla, si mettevano i copertoni a tracolla. Adesso non bucate mai, non bucano mai. No, buchiamo. Ah, bucate? Bucate? E però che fate? Cambiamo... La bicicletta, totale. No, cambiamo la ruota. Ah, sì? C'è dietro l'ammiraglia. L'ammiraglia con la ruota, che ci cambia la ruota, 10 secondi e ripartiamo. 10 fanno... Come la Ferrari. È arrivato. Sì. Signori, sono arrivati con noi i Velvet! Attenzione, è arrivata una notizia, ragazzi, mentre siete arrivati voi. Benedetto XVI ascolta la radio proprio e dichiara: anch'io da giovane andavo in bici, la volata me la tirava Gregario VII. Gregario VII, non è male. Allora, cari Velvet, come state? Siete in quattro. Sono in quattro perché uno parla e il nome Pierluigi dei Velvet. Siete in quattro perché uno prende posto già alla batteria, che è Massimo Pacciani. Giancarlo gli cede subito. Cari Velvet, siamo contenti di avervi qui perché siete giovani promettenti. Avete fatto una canzone a Sanremo che è piaciuta moltissimo. La vuoi fare un po' a cappella, senza per ricordarla? Certo. Guarda. Oggi è un giorno tutto da rifare, da chiudere e riconsegnare. Oggi ho conosciuto te. Chissà se è giusta la tonalità. No, l'hai presa. Senti come sto, c'ho praticamente l'aria la prendo dalla Conosci bocca. Alberto Milà? Come Alberto tutti lo conosciamo. Lo vediamo tutti Alberto Milà. No, personalmente l'ho conosciuto adesso, però. È diventato uno dei Velvet lui, perché adesso è stato seduto con voi. Sì, io adesso ormai faccio Siete parte... in 5? Anche perché ne hanno uno infortunato, quindi io sono la Che cosa sostituzione. è successo? Sì, eccolo. Sì. Beh, che vuoi, succede, guarda, qui abbiamo Danilo, quante volte ti sei lussato la spalla? Vedi? Ho detto a caso una volta, succede. Lui tipo 6, no? Questa è la sesta volta. Questa è la sesta, compresa anche un'operazione. No, allora hai dei problemi, Secondo me dei problemi. Hai dei problemi perché se vuol dire che la scatola che tiene la cuffia dei rotatori c'è qualche piccolo problema. La scatola grosso problema. Si chiama la cuffia dei rotatori, no? I cosi qua. Devi controllarti lo scafoide oppure devi vedere il sovraspinoso se c'è qualche problema. Oppure andare al Vi abbiamo trasmesso Medicina 33. Sono Onder. Veramente? E allora, no, che però ormai lui è diventato, abbiamo fatto mezzo tour, lo vedi, proprio così tutto fascinato. Ma siete in tour adesso? Siete in tour? Adesso riprendiamo a fine giugno. Tra l'altro parte un concerto a Catania e poi il giorno Catania, Festival Bar e poi il giorno dopo Catania la L non la usano, i Velvet, sì. I Velvet, che Catania, poi così no, tutto mi chiese, poi chiamo mio cugino Peppino e ce lo facciamo dire. A proposito, devo ricordare una cosa: ieri mio cugino Peppino, che tu non conosci, ha parlato di pesci che lui pescava che si chiamavano scazzupoli. Allora ci siamo informati, siamo andati su internet, c'è un sito pazzesco dove ci sono
tutti i nomi dei pesci come si dicono in tutti i dialetti d'Italia. Allora, dicesi scazzupolo, il pagello. Ah, il pagello. Il pagello si chiama scazzupolo. È quello che porti a casa quando sei piccolo. Esattamente. Papà, ho preso un pagello. Poi a seconda di quello ti menano. Io su questa me ne vado e dico, anzi, perché continuiamo noi. No, ma vogliamo partire dall'inizio della vostra storia, dai, dal grande successo, sì, boy band. Ah, sì, guarda, sì, possiamo fare quello che ti pare. Si può fare? Come no, certo si può fare, però adesso l'abbiamo cambiata, Fiore. E come la fate? Perché dopo un sacco di anni... Aspetta. Sì, sta indossando la chitarra. Indossa, perché proprio dopo un sacco di anni che la suonavamo sempre nella stessa maniera, adesso l'abbiamo cambiata e la facciamo in versione concettuale. Prego. No, scherzo, volevamo vedere se il pubblico l'avesse proprio ormai accettata, metabolizzata, e quindi la cantano anche se la suoni a 1 all'ora, velocissima, lenta. Fate voi. Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali, e dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie e vai poi. Manco di concentrazione, non ho volontà, soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma, sono in una boy band, ci deve essere un errore, soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e ho il fiatone, sono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Io ho cantato pudore, specchio della natura, purissima, altissima. Ma l'hai visto in televisione? Sì, è l'ho tornato visto, è tornato Messner Reinhold con un coyote in testa. Sì, è vero. Hai visto dov'è? È tornato Messner in cima ai ghiacci che fa purissimo, altissimo. Ma hai visto come si leva cosa c'hai in testa? Vilà, hai notato? Vilà! Ecco, una notizia, scusatemi, c'è una notizia, Vilà. Il Messaggero, prima pagina. Aspetta. Le notizie a volte partono anche prima della sigla. Certo. Questa è una novità che abbiamo inserito da quest'anno. Spinelli, i NAS nelle scuole, i presidi frenano, non siamo ancora riusciti a nasconderli tutti. Visita di Bush in Italia, il presidente USA visiterà Trastevere, forse si allungherà anche a Porta Portese, mi hanno detto che ci sono degli scudi spaziali di seconda mano che sono a favola. Mi piace. Hillary Clinton si confessa in diretta TV, Dio mi ha aiutata negli scandali. Bill Clinton conferma, quando arrivò la Lewinsky le dissi è Dio che ti manda. Io poi col cursore io le scopro man mano che le leggo. Tu me le facessi leggere. No, è una cosa bella, non le devi leggere, non le devi leggere. Allora, volevo dire a proposito di Danilo Di Luca, che è in compagnia anche della moglie qui, no? La moglie di Danilo Di Luca, che salutiamo, sono sposati da 3 anni, e poi anche in compagnia del famoso, si dice gregario? Si dice gregario, non è offensivo dire gregario, vero? No, non è offensivo. Non è offensivo, cioè lui è colui che cosa fa il gregario? Quello che porta verso l'arrivo il proprio capitano. Sulle spalle? No. Abbastanza, anche. Anche no, perché il gregario parte, quello lì che pedala e dice al capitano, dice tu riposati un attimo che ci penso io a questi, no? Tipo così, tra virgolette, o no? Più o meno, dai. No, più o meno. Quello che mena tutti gli altri. No, lui fa quello che fa la strada. Certo. Spiegateci bene, no? Perché vogliamo capire un attimo. Cioè, tu che fai? Parti e tutti ti vengono dietro. Giusto? In linea di massima è questo il lavoro del gregario, di
diciamo, aiutare il nostro leader a cercare di vincere la gara, ecco, cercare di far fare meno fatica a lui in prossimità dell'arrivo. Posso una domanda? E a voi che ve ne viene? Ci viene tanto, ci viene. Sì, viene, è stato sincero. Sì, sincero, un applauso a tutti i gregari del mondo. A tutti i gregari del mondo, che sono quelli che faticano, no come questi capitani, signori giudici, che oggi... Allora, quindi quando il capitano vince la Coppa va divisa anche con tutto il resto, a parte con i gregari, ma anche con la moglie, giusto che la famiglia è una delle cose più importanti. Avrete bambini? Decide la moglie? Sasà non sa più da dove andare, non sa più... indicava il gregario. Anche lì manda avanti il gregario, poi arriva Vabbè, come ti chiami, scusa? Valentina, tu vai in bicicletta, Valentina? No, preferisco guardare lui. Ti hai mai portato sulla lui. canna come si faceva? Qualche volta capita, qualche volta. Scusate per la voce. No, perché è bello, è la cosa più romantica del mondo. La fidanzata sulla canna della bicicletta è una cosa meravigliosa. Non mi guardare e non ridere, Baldini, ok? Sei un pirla, sei malpensante ogni volta. Vi chiedo scusa io per lui, va, veramente. Scusate Velvet, scusate perché io non so voi come siete. Malpensanti. Voi siete sposati, fidanzati, no? Alessandro è sposato. Beh, a te, a Sanremo. Io sono... A Sanremo si è vista... si è visto un po'. Che tu a un certo punto sei andato con una ragazza molto bella, bionda, che tra l'altro credo che sia lei. In TV, sì, ci sei andato pure tu qualche volta. Faceva TRL quando tu andassi a presentare il tuo disco. Esattamente. Certo. Sono avvelenito, ci sei andato pure tu ci sei andato. C'era Poppi che non vedeva l'ora di questa battuta, pure lui. Io me ne vado. Dai, scusa, sembrava. Però è stato bello perché tu hai manifestato il tuo amore per lei in diretta nazionale. Certo, perché a dirla tutta... La canzone è scritta per lei? La canzone l'ha scritta Alessandro per la tua ragazza. Per la mia ragazza, capito? Tanto per ritornare, pure Alessandro da Carolina. È una meraviglia, ragazzi. E lei stava lì, faceva la rappresentante, diciamo, di tutte le donne. No, non è vero, è che io alla terza serata a Sanremo, poi non avevo la chitarra, ero così da solo, mi sentivo molto in ansia, dico, ma che faccio la terza volta? E quindi sono sceso. La prima cosa è che mi è preso il matto e sono sceso. Poi scendendo nel teatro ho visto che non c'era nessuno dovevi dal quale... o del Noce o la tua ragazza. E quindi sono andato dalla mia ragazza che come al solito mi ha salvato, no? Pure in quell'occasione. Senti, quella la canteremo dopo. Però adesso voi avete fatto una bella cover di un pezzo di Bennato, di Edoardo Bennato. Una canzone veramente molto bella. Ce la fate sentire? Ve la facciamo sentire e vi ringraziamo perché ci avete prestato anche il chitarrista. Antonello suonerà con noi adesso. Ma dai! Però sono in salto, dunque loro sono i Velluto, Velvet vuol dire velluto, con lui a coste. Ok, vai. A coste. Yeah. Come on. Quando ti vuoi unire? Sì, ok, io mi unisco poi, Una settimana, un giorno solamente, un'ora a volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta e ti ruba quello che hai. Vai Edo. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forte vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Vorrei che mai nessuno al mondo mai, la sanno tutti, potesse rubarti, portarti via lontano come ora quel treno, e so che mai nessuna donna mai con uno sguardo solo saprà donarmi tanto. Faccio l'armonica, sensazioni che affollano la mente, sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni,
in un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via, vai. Vorrei che mai, 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 mai nessuno al mondo mai potesse rubarti, portarti via lontano come ora quel treno. So che mai, 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 mai nessuna donna mai, con uno sguardo solo saprà donarmi tanto. Ci sono i Velvet. Sensazioni che nemmeno il tempo potrà portarmi via. Fammelo fare. Sensazioni che nessuna donna mai, nessuna donna mai. Scusate, siamo andati di falsetto, di falsetto. Bravo Cremonesi, tu suonavi? Sì. Ah, bene, bravo. Senti, 26 ore fa bisognava mandare la pubblicità. Esatto. Chiediamo scusa alla pubblicità perché poi devo fare. Allora, posso prima della pubblicità? Cosa? Perché ormai tu sai, da quando chiamo mio cugino Peppino, adesso altri cugini. Ah, un altro cugino? Sì. Allora mi ha mandato un fax mio cugino che si chiama Nino Nicita, non Nikita come esatto, il film, lui si chiama Nicita. Nino Nicita a Letojanni ha anche una frutteria, un supermercato. Sì, andate tutti da mio cugino, il 10% di sconto su tutti i prodotti. Mi manda Fiorello. Non lo sa, esatto, ma adesso lo sapranno i clienti che andranno. Sì. Allora dice che devo salutare. Ci devi fare tanti saluti da parte mia all'Arezzo Calcio. Io non so mio cugino che gli prende per la testa. Vabbè, saluta io l'Arezzo Calcio. Con l'Arezzo Calcio perché ha fatto un ottimo campionato di ritorno. Facciamo un applauso all'Arezzo. Tra l'altro noi domani saremo ad Arezzo. Ecco perché! Perché domani andiamo a fare lo spettacolo ad Arezzo? Un ringraziamento al direttore Fernando Pieroni e un saluto al suo collaboratore che si chiama Charlo. Non capisco ancora. Che è un osservatore, sai che sono gli osservatori? Sì. Di tutto il meridione, cioè quelli che vanno delle squadre di calcio, osservano e vedono se ci sono ragazzi che giocano bene. Come l'osservatore romano. Vedi, se c'è qualcuno, tu ti devi far prete e ti prendono. Esattamente. E quindi c'è l'osservatore che noi salutiamo e il giorno che, il giorno che farai lo spettacolo all'Arezzo invita l'attaccante dell'Arezzo Floro Flores, che giocava col Napoli, o sbaglio? Col Napoli. È forte Floro Flores, vero? Siete parenti poi, no? Come mai il Fiorello, Napoli l'ha venduto? Floro Flores, sì, sembra una declinazione latina. Floro Flores, Fiorello, esatto. Floritus sum, Florida. Allora, che lui mi darà in regalo una tuta e una maglietta. Ti raccomando, accontentami, perché mio nipote Carmelo Nicita forse va a giocare nell'Arezzo. Ah, eccolo! È meraviglioso! Nino Nicita, sei meraviglioso, non ci posso credere. Va bene, i saluti li abbiamo fatti, adesso è il momento della pubblicità, se no ci cacciano. E vive Velvet! Asselciate. Asselciate, come diceva Verdone nel film. Pubblicità, vai! Siamo dal vivo, via Asiago, viva Radio 2. Viva Asiago, ricordiamo che il CD sta andando a gonfie vele, possiamo dirlo, siamo primi su iTunes, l'abbiamo già detto ieri, e oggi mi sono informato con la casa discografica perché dobbiamo fare i preparativi per questo giro di via Asiago vestiti da maggiorette. Per favore, non comprate questo CD. Ti prego Mike, stiamo messi bene, ma detto che stiamo messi benissimo. In questo momento siamo i più venduti, Velvet, mi spiace per voi ma non ce n'è per nessuno, proprio li abbiamo... Mettete pure una canzone nostra almeno insieme a voi. Dentro? Se volete noi ve la mettiamo. Allora, quindi
Dobbiamo fare il giro dell'isolato. Dell'isolato vestiti da maggiorette. Con le minigonne. Con le minigonne abbiamo preso le misure. Le parrucche. Ce l'hanno fatte poco sopra il 2 ginocchio. dita sopra il ginocchio. Il ginocchione. Però per così, capito? Si vede il ginocchione. Sì, il ginocchione. esatto. Senti, c'è Parrucche bionde. Torpedine che sai diciamo, come possiamo chiamarlo, di Bocelli, discografiche, no, il che, come ti chiamo, Michele? Il Michele di Bocelli. Noi dobbiamo fare una dedica a 2 persone che ci ascoltano da anni, ascoltano Viva Radio 2, pensate, da 7 anni, che oggi festeggiano i 50 anni di matrimonio. Sì. Paolina e Rodolfo si chiamano, vedi che nomi importanti, certo. E hanno chiesto se gli dedichiamo qualcosa, una canzone. Che possiamo fare? Non lo so io. Dimmi Torpedine, dimmi una cosa di Bocelli volevo fargli. Una facile. Vivo per lei. Ecco. Facile. Ma non la so. Ha visto il buio davanti, totale. Però la faccio in un'altra lingua. In un'altra lingua perché in italiano non la so. Allora, Paolina e Rodolfo, tanti auguri per i vostri 50 anni. Vivo per lei ed io uomo ne vivo in sogno e l'ho incontrata. Non mi dico. Sei un po' indeciso. Vabbè, non lo posso dedicare, non posso dedicare una cosa perché non la sapevo, poi a un certo punto me la sono ricordata. E allora, vai, fammi fare l'inciso solo, dai, l'inciso. Come fa l'inciso? Come fa l'inciso? Come fa? Vincerà un amore così grande, un amore così. Non abbiamo più tempo. Voglio alziamo? Arrivederci. Sembrava Pavarotti sotto la doccia. Anche Hulk che si gonfiava. Attenzione, notizie, Alberto! Eccolo! Vai. Il direttore del TG5 ascolta Viva Radio 2 e dichiara: Alberto Bilà è bravissimo a leggere le notizie a Radio 2, può serenamente terminare lì la sua carriera. Bene, grazie. Saluto. Me lo presti quello di Cassini a Giancarlo di Monaco Motors, così gli fa lo sconto sulla macchina. Attenzione, una la devo leggere io. Emilio Fede ascolta Alberto Bilà e legge alcune notizie chiaramente ridicole e fasulle e dichiara: mi copia. Allora chiamiamo Mike. No? Dai, proviamo a chiamare. Era partito, chissà per fare cosa. Chiamiamo Mike. Chiamiamo Mike, ragazzi, voi tenetevi pronto che il pezzo. Mike? Non è facile. Speriamo che è in Inghilterra adesso. È in Inghilterra. Sentiamo se il trillo è diverso. Sentiamo se il trillo è inglese. Ora mi dirà, oggi ti ho visto sul giornale. Ma è vero. Senti? Sì, questo è inglese. Sì. Questo è inglese. Già anche la mia voce è cambiata. Vediamo come risponde. Secondo me risponde hello. Quando lui è in Inghilterra cambia. È attesa? Non so cosa sia, ce l'ha solo lui sta cosa, tu. Sembra, sai. Ecco, la rifacciamo, come mo comincia. Mo comincia a fare. Riproviamo a chiamarci. Sapete, no, com'è? Si diverte un po'. Prima, non risponde. Sa, perché lui sa che siamo noi. Sì. Vediamo. Hello? This is Mr. Ultima ora, Carlo Rossella sposa Olga Fernando, ma non si capisce chi è l'uomo e chi è la donna. Olga Fernando. Olga Rossella si chiama. E Carlo Fernando. Sentiamo un po'. Ma no. Ho sentito. Pronto? Io ho sentito qualcosa. Anch'io ho sentito. Ho sentito un minimo che ha fatto. Ha detto ma no, è attaccato. Rifate il numero perché secondo me i Big Bang. No, secondo me lui sbaglia a schiacciare i tasti. E il telefono è lo stesso anche se è in Inghilterra. No, non è che ma lui cambia. sbaglia, mette sempre in attesa, sbaglia. Sì. Anziché di fare il verde fa l'altro. Ho capito. Ma no. Nenella.
Sentiamo. Ecco, squilla. Hello? Mike! Mike, hai detto Mike! How are you? Well, I'm fine. I'm in London. Oh yes, I know you are in London. London, okay. We stay in Rome. Yes, the cat is under the table. Che cavolo vuol dire? Come stai, Mike? Chi è che parla così bene l'inglese? Io, no, ero io che parlavo. Lui Ma ha detto... chi è io? Baldini. E dove l'hai imparato l'inglese tu? Mike, ero io che parlavo inglese. Lui ha detto solo the book is on the table. No, the cat is under the table. Voce ogni tanto. Senti, sai chi abbiamo qui? Chi c'è? Chi abbiamo ospite oggi? Chi? Sono ansioso di sapere. Allora, abbiamo Danilo Di Luca, vincitore del Giro d'Italia. Ah, sono un grande ammiratore. Era ora finalmente uno del Sud, eh? È vero, ha detto una cosa che noi non avevamo mai detto. Perché tu non te ne intendi di ciclismo. Allora, dimmi un po'. Io sono stato presidente di una squadra ciclistica per molti anni. Come si chiamava? Quando Di Luca non era ancora nato, forse. E qual era la squadra? La Dreher. Quella della grandi giocatori avevamo, grandi corridori. Sercu, chiedili se si ricorda di Sercu. Ti ricordi di Sercu? No, non si ricorda Sercu. Ma che corridore è? Non so chi sono i grandi corridori. È giovane ancora Mike, Sercu non è che... Sembra in milanese. Lui faceva Mike la 1, la 2 o la 3. Ridi, vai, qui fa freddo, Ridi. Senti, che tempo c'è lì? Fa freddo. Ti ho messo adesso la maglietta. Quale maglietta? Ma c'è 18 gradi fuori. Vabbè, 18 gradi non è freddo, Mike. No, fa freschetto, freschetto. Che ore sono lì? Usiamo un'ora indietro. Quindi sono le 2. Difatti è per quello che non rispondevo, perché mi ero dimenticato che tu sei un'ora avanti. Già, ecco. Non sono loro. Senti, poi sai chi c'è con noi? Anche Alberto Bilà. Bilà, con l'accento sul sì? Sai chi è? No, non lo so. Mike, legge, sì. È un giornalista del TG5, tutte le sere, anche a luna. Sto scherzando, vai, so benissimo. Sei grande. Allora, ti devo dire che Londra è bellissima, una gran bella città, ordinata, pulita soprattutto, grande educazione. Veramente, guarda, bisogna che noi in Italia ci diamo una regolata. Perché? Perché fammi un esempio all'estero ti accorgi che ci sono dei paesi dove insomma c'è ancora rispetto reciproco. Reciproco, sì. C'è tutto ordinato, le macchine sono... No, veramente, guarda, è una traffico, cosa com'è il traffico? Traffico intenso, però va bene, veloce. Ma sei mai stato a Londra? Sì, una volta. Pioveva. E come sei venuto? In treno, ovviamente? No, in aereo, quella volta volavo. Non dirmi che hai preso l'aereo. Sì, ho preso l'aereo, quella volta presi l'aereo, era una Pasqua, passai una Pasqua. Vabbè, senti, ieri sera hai visto la puntata? Di cosa? È quella che ha prodotto Daniela, no? Su Canale 5. Quella, quella Massimo Ranieri. Con Massimo Ranieri, come no? Bellissima. Meravigliosa, che lui in galera è stato messo dentro perché prima era ricco, ho visto la scena che mentre quella puntata prima, quando ballava, la Guardia di Finanza è andato là a prenderlo mentre ballava. Bellissimo. Poi... Bravo. Comunque un bel successo, ha avuto un bel ascolto, sono contento. Com'è andata? È andato molto forte perché ha vinto la serata, ha fatto quasi 5 milioni di media e poi è arrivato al 30 di share, anche mi ha detto qualcosa. Comunque è andato molto bene. Senti, noi ti volevo... Adesso la prossima fiction la facciamo io e te. Cioè? Come protagonisti, no? Che cosa potremmo fare io e te, a parte i barboni? Prepariamo il copione, affidati a Baldini. Io scrivo il copione. Baldini ha bisogno di lavorare e di preparare la loro ha bisogno. Scrivo io il copione. Senti, volevo sapere da Baldini prego. Su che cavallo devo giocare oggi qua. Oggi c'è Nottingham, no, cosa c'è di corse? Aspetta, c'è Newcastle. Mike, studio e poi chiamo, ti faccio sapere su che punto?
Appunto, devo dare un occhio, appena finita a chi lo dai, al giornale, ci sono le corse. Porti i tuoi saluti a Dettori? Grazie a Franchi, grande Franchi Dettori. È lì Franchi Dettori? L'hai visto, no? Franchi no, non è qui adesso, però è qua a Londra comunque. Lo so, sai che c'è la più grande. Vogliono dare il titolo di... Senti, ti riconosce qualcuno per strada? Sì, tutti gli italiani, è ovvio. E che ti dicono? Hello, niente, lei cosa fa qua? Ah, così. E dico, sono venuto qui perché devo fare il collegamento con Fiorello. Ma dai. Da Londra, E ridono, No, ma guarda che ci seguono anche qua. Ma certo, col computer ci seguono anche da lì. Tutto, sanno tutto. Senti, in che hotel sei? Mike? Pronto? Dico, in che hotel sei? Sono a Cadogan. Cadogan? Sì, molto bello. Sono quegli alberghi piccoli, londinesi, piccoli, di gran classe. Ah sì, ma non costa sono quegli parecchio albergoni all'americana. Costa parecchio lì, Insomma. Perché lì c'è ancora la sterlina, sì, la sterlina purtroppo costa un bel po'. Comunque guarda, se vieni a Londra devi venire in questo albergo, è ottimo. Ripetimi come si chiama? Cadogan. Che numero di camera hai? Alla Sloane Street. Senti come lo dice bene, la Sloane Street. Va bene. Chiedi della stanza di Oscar Wilde. La stanza? Di Oscar Wilde. Ma dai, tu sei nella stanza di Oscar Wilde? Sì, perché lui abitava qui. Ma è incredibile. Mike, buongiorno. E poi l'hanno arrestato qua. Stai attento, Mike. Non porta benissimo il Cadogan. Non porta benissimo, veramente. Vabbè, senti, piuttosto guarda. No, vogliamo sapere solo una cosa, Mike. Vogliamo parlare un momentino di De Luca. Vogliamo dire che ha fatto un giro d'Italia straordinario. Allora, ma tu te ne intendi? Ho capito che te ne intendi. Allora voglio sapere se De Luca hai deciso di fare il mondiale o andare al tour? No, fare il Tour de France. Non fare il Tour. Non fare il Tour de France. Cosa fa? Fare il mondiale. Fa il mondiale, sì. Ok, bene. Altre domande, Mike? Allora, intanto complimenti, spero di conoscerti di persona. Grazie, ma ci siamo già conosciuti a Bergamo, ti ricordi? Una premiazione? Sì, quando... ma adesso tra l'altro c'è la festa, mi hanno invitato. Tu vai, De Luca? No, per adesso a Bergamo di nuovo, c'è la grande festa organizzata da Motta. Ah sì, a fine anno però. No, adesso perché c'è la corsa fra 2 o 3 settimane per il lancio della corsa ciclistica. No, però ancora non sono stato invitato. Ma no, tutti invitati, siamo di nuovo come l'altra volta. Sta arrabbiando, Allora vabbè, ci vedremo a Bergamo. No, ma lui sarà impegnato, sì. non può venire. No, io devo andare perché insomma sono molto amico di Motta, quindi devo andare. Va bene, senti, allora adesso ti saluto perché qua Mike, nella hall mi guardano tutti in un modo un po' strano. Certo, perché stai parlando al telefono, loro odiano chi parla al telefono lì, vero? Certo, non si dovrebbe. Non si dovrebbe perché... Disturbo la quiete pubblica. Qui ci sono le regole severissime, non puoi fumare e tutte quelle storie. Vabbè. Che cacchio sei andato a fare allora? Perché lui ha iscritto tuo figlio a scuola, tutto a posto? No, adesso andiamo a vedere la scuola di Leo. Ho capito. E poi domani andiamo a cercare un appartamentino. Vabbè, insomma, quando torni? Perché trovo un pied a terre per te anche? No, io non, a Londra che ci faccio io? Come che ci fai? No. Guarda che ogni tanto venire qui ti è una rinfranca cosa molto bella. Senti Mike, preparati perché ormai lo sanno tutti che devi venire a fare il giro di Via Asiago insieme a noi vestito da zio Sam. Sì, ma però io vengo solo se il disco se va in al numero 1. Parade. Certo, e così sarà, Mike, vedrai. Ma non lo so, bisogna vedere cosa. Ma fidati. Intanto non mi hai mandato nemmeno una copia, quindi io non so com'è. Ma sei a Londra, appena torni lo trovi in via da Procida. Il contratto per le mie royalties quando arriva? E quella adesso arriverà. Parlo con Trappedine che qua è l'avvocato, ok? Va bene? L'avvocato? Sì, c'ho l'avvocato mio qua che mi guarda. Una royalty molto alta per me. Avvocato, una royalty molto alta per Mike, ok? Per coprire anche tutta la collaborazione per Rai 2. E soprattutto le telefonate che da Londra paghi te in questo momento. Già, questa la sto pagando io. È il roaming. Il roaming, esatto. Allora salutiamo Mike prima che paghi veramente tantissimo. Grazie Mike della tua gentilezza.
Grazie. Velvet, ci siete? Vai. Il pezzo, no, voglio sentire il pezzo che hanno fatto a Sanremo. Spostati, ci siete? Sì. Ciao. Ci regalate qualche minuto? Come no, per i Velvet tutto quello che vuoi. Chi avete con voi? Nicoletta Romano. Quella, Nicoletta. Ciao Nicoletta. Bene, grazie. Come si chiama quel film? Ho visto i manifesti in tutta Roma della palestra lì. Come si chiama? Cardio Fitness. Cardio Fitness, l'ho visto. Vedi, non è venuta da noi a presentare il film, ha preferito gli spostati. Esatto, sono stati i primi ad invitarmi. Quindi... Ah sì? Per molti ma non per tutti. Vabbè, no, però meglio loro che loro di cinema se ne intendono, noi siamo dei cani. Vi piacciono i Velvet? Sì. Allora vi faccio cantare una canzone, gliela dedicate a Nicoletta Romanoff. Grazie. Certo, la dedichiamo a Nicoletta Romanoff e gli spostati. Grazie per questi 3-4 minuti in Ma più. figurati, grazie a voi. Suonate il non plane. Ok, tutto, se Voglia di lavorare, Il cugino. Già mattina, un sorso di caffè, dimenticare è così facile da questa primavera, qualcosa cambierà, ma lei è quella che non ha la luce. Mi fermo per un attimo e mi rendo conto che oggi è un giorno tutto da rifare, discutere e riconsegnare. Oggi ho conosciuto te sotto una pioggia di stelle, una pioggia di stelle, ma è già mattina e così te ne vai. Non sono quello che vuoi te, non sono niente, non dimenticare, non mi puoi lasciare, ma lei è quella che non è la luce e i miei guai. Aspetto solo un attimo e mi rendo conto che oggi è un giorno tutto da rifare, da chiudere e riconsegnare. Oggi ho conosciuto te sotto una pioggia di stelle. Oggi è un giorno tutto da rifare, distruggere e riconquistare. Oggi ho conosciuto te, oggi ho qualcosa da perdere. Io oggi penso solo a lei, io oggi so che le direi che ogni giorno che passerà sarà un giorno di gloria. E Celso Valli con la testa fa. E ogni giorno che passerà sarà un giorno di gloria. Oggi è un giorno tutto da rifare, da chiudere e riconsegnare. Oggi è un giorno tutto da Bravi, ma bravi. Abbiamo Grazie. terminato.
No, è un pezzone questo, È un pezzone. Allora aspetta, abbiamo ancora qualche minuto, ragazzi. Scusate, sono arrivate delle notizie perché Oscar Wilde ha sentito la radio, ha chiamato da Milano e chiede: sono qui nella camera di Mike e gli chiedete se posso togliere il poster della Fenech che sta dietro la... Qui c'è ancora il poster della Fenech. Allora, tra l'altro, altre notizie: il figlio d'Albano e la figlia di Peppino Di Capri hanno già un figlio segreto, si chiama Peppiniello Di Capua. Certo. Era il timoniere degli Abbagnale. Bene. Allora, noi avremmo concluso, però io veramente devo chiedere un favore. Volevo salutare Amedeo Goria, giornalista Rai, che è qui presente, che si è beccato tutto Viva Radio 2 lì in un angoletto. Ciao Amedeo. Sono qui per la par condicio perché c'è un collega di Mediaset, io sono qui come Rai per l'amico di Luca. Per l'amico di Ciao Luca. Ciao a tutti. Farai un servizio su di lui oggi allo Sport. E anche su di te, quindi a relazione. E anche su Baldini, e anche su Baldini. Soprattutto, parlo su Baldini sui cavalli, che lui è così. Allora, ne parlerò con Dettori. Ciao. No, grazie, con Frank. Devo chiedere un altro favore, un favore agli spostati. Prego, Ragazzi, sì, ci mancherebbe. Me lo chiediamo. Tuo cugino? No, mio cugino ormai non ce l'abbiamo fatto. Domani noi non ci siamo perché partiamo per Arezzo, c'è una puntata, lo diciamo, registrata, però è una puntata, abbiamo raccolto tutte le gag sugli animali che abbiamo fatto a Viva Radio 2, quindi ci saranno interviste a corvi, salamandre, orsi, di qualsiasi. Questo è per quanto riguarda domani. Il favore che vi chiedo, spostati, è un altro. Sì. Possiamo mettere il singolo dei Velvet? Adesso meno male che siamo amici con loro. Adesso? Lo possiamo mettere adesso? Noi salutiamo. Guarda, noi lo chiedo per correttezza a Nicoletta. Nicoletta, possiamo Nicoletta? Scusate, sono concentratissima, mi stanno facendo compilare un questionario. Neanche la maturità ho sudato tanto. La Rai. Quindi, cara Nicoletta, la Rai, noi non lo compiliamo ogni giorno. Ogni giorno. C'è una domanda estremamente imbarazzante. Tipo? Chi siete? Il film in cui ti sei toccata. Non so cosa pensare. No, vabbè, ma posso sbarrarla che ho un fidanzato geloso a casa? Grazie. Ma come il film in cui ti sei toccata? Vabbè, ma sono cose che facciamo noi. Ti spiego, siccome voi sforate sempre, noi nel frattempo ci siamo organizzati, no? Organizziamo un picnic. Facciamo queste cose in cui. Tra l'altro domani, quando finisce la puntata quella sugli animali, poi cominciate voi, perché la differenza insomma non è. Ciao! Aspetta, mettete il disco, si intitola Sei felice. No, ma lo mettete voi da lì? Noi diciamo ciao, chiudiamo e voi lo mettete. E parte il disco là, ok? Vabbè, le magie della radio, vabbè. E le magie della radio. Okay. Ma meno male che siamo amici, pensa se. No, ma tranquillo. No, ma scusa, ma poi lo sapete che il pezzo dell'estate dei Velvet sarà uno dei più ascoltati? Bene, ve l'hanno detto? Sì, non vogliamo passare anche questo? Siamo proprio amici, grazie, quanto ti vogliamo bene. Allora, i Velvet, sei felice? Noi vi salutiamo, ciao! Ciao! Se un'idea fosse già tutto quello che vuoi, se i tuoi guai e i miei guai li scegliessimo noi, se la tua fantasia fosse l'unica via. Pensa se un'idea fosse già tutto quello che hai e di più, se le idee non finissero mai. Pensa se la realtà la scrivessimo noi e i cowboy grazie a noi non sparassero mai. Allora io ti chiederei finalmente se sei felice, come non sei stato mai, solo sei felice, come non sei stato mai, solo se un'idea fosse già tutto quello che vuoi, pensa se i tuoi eroi non morissero mai, pensa se ogni città fosse la tua città, pensa se un'idea fosse già tutto quello che hai e di più, se le idee non finissero mai, pensa se